Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui nella nostra facoltà di economia e commercio in questa splendida giornatina d'autunno. Ci sono 25 gradi e rimangono 4 giorni prima dell'inverno. Siamo appunto all'inizio della nostra nuova stagione e ci ritroviamo nuovamente qui al nostro caro dormitorio. Allora è giovedì a mezzogiorno, vediamo un po' quello che succede. Il nostro caro Bill Jacobi sta, come dire, preparando se stesso sia mentalmente che fisicamente per la sua protesta contro ovviamente il caro e amato mostro di Loch Ness. Quindi si sta dirigendo verso il divano migliore per un bel sonnellino. Allora, la protesta inizierà probabilmente tra 3-4 ore. Attenzione che qua passa direttamente il nostro caro Russell Land, probabilmente starà giocando a un videogioco. Meglio non svegliare il nostro caro Bill Jacobi. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Innanzitutto vi ricordo che manca più o meno un giorno all'esame, quindi sarà meglio che ci prepariamo nella maniera migliore. Tra 4 ore avremo immediatamente una nuova lezione, quindi io direi di preparare qualcosa per quanto riguarda ovviamente la nostra preparazione. Allora, vediamo un po', studiamo da criminologia ovviamente il nostro caro e amato libro in maniera normale per non affaticare troppo la mente del nostro caro Russell, e sicuramente vedremo un po' di superare il nostro caro esame. In seguito vedremo di controllare anche le previsioni meteorologiche per capire più o meno quello che sta accadendo, perfetto, e in seguito vedremo anche di stringere qualche nuova amicizia qui nel college per capire più o meno quello che possiamo fare. Allora, il nostro Bill Jacobi sicuramente avrà la possibilità di utilizzare i suoi cari bigliettini d'appunti, magari più avanti. Peggioramento dei voti. Bill non si è concentrato molto sugli studi, ora è stressato dal peggioramento dei suoi voti, però abbiamo il nostro asso nella manica, ovvero i nostri fantastici bigliettini. Vedremo come riusciremo a cavarcela probabilmente tra un bel giorno. Allora, abbiamo un'altra bella lezioncina, vediamo un po' l'orario delle nostre lezioni. Allora, probabilmente alle 4 di pomeriggio avremo un incontro alla scuola scientifica Brusque, come dire, per studiare la psicologia della divisione per zero. Mamma mia, una grande materia, però sicuramente ci dedicheremo alla nostra cara e amata protesta. Allora, in seguito vedremo di farci anche una bella doccia al piano superiore, perfetto, in maniera estrema, ok? Allora, perfetto, sicuramente dobbiamo stare molto attenti per il nostro esame, anche se abbiamo guadagnato un bel po' di rendimento per quanto riguarda il nostro caro Russell Lance. Perfetto, possiamo addirittura aumentare la nostra velocità. Ecco che ci dobbiamo dirigere immediatamente alla nostra biblioteca commemorativa Howard. Ancora il nostro caro professore che ci invita alle mostre ovviamente nella propria proprietà, eccolo qui. Sicuramente l'invito alla nostra festa dovrà essere certamente rifiutato. Attenzione che piove davvero in una maniera incontrastata, ci stiamo bagnando completamente la barbetta. Stiamo attenti a non scivolare a terra, vediamo dove ci dobbiamo dirigere. Probabilmente sarà una specie di missione, anzi una sorta di lezione interattiva, vedremo quello che possiamo fare. Qui ovviamente c'è la nostra Accademia delle Belle Arti, date un'occhiata al cavalletto di Leonardo da Vinci appunto fuori con la sua bella tela. Attenzione, vediamo dove ci stiamo dirigendo, sicuramente questo deve essere l'edificio. Ok, ecco la biblioteca commemorativa. Allora, Russell Lance aveva voglia di leggere e ha fatto un salto in biblioteca, benissimo, vediamo quello che possiamo fare proprio all'interno. Addirittura studio efficace, la tranquilla atmosfera della biblioteca permette di leggere, studiare e lavorare molto più velocemente. Perfetto, qui in biblioteca sicuramente potremo affinare le nostre capacità in maniera migliore e sicuramente questo è un luogo dove anche dare un'occhiata a qualche presentazione di qualche nostro studente. Attenzione che troviamo anche una gran parte di studenti proprio della facoltà di economia che si divertono con le loro presentazioni. Vediamo di collocare il nostro caro piano tariffario del nostro presidente Lincoln e dare anche un'occhiata alle nostre preparazioni. Attenzione, questi saranno studenti molto più in gamba di noi. Date un'occhiata a Walter Fullman, livello 5 degli smanettoni, vediamo un po'. Ci sono anche degli sportivi, possiamo cavarcela, quindi vediamo di collocare il nostro banchetto. Eccolo qua, iniziamo la nostra pianificazione aziendale. Olè, eccola qui, addirittura abbiamo il telecomando per attivarla. Guardate che figo. Ok, al termine della nostra presentazione vedremo di conoscere anche qualche bella ragazza. Allora, vediamo un po', questa potrebbe essere adeguata. Vediamo un po' come si chiama, Lizzie Moon. Perfetto, possiamo parlare innanzitutto della pioggia. Addirittura i nostri cuoricini. Sicuramente avrà un'attrazione per il nostro caro Russell. Perfetto, abbiamo così tanto in comune, mi piacerebbe meglio conoscerti. Perfetto, vediamo di riconoscerla. Ok, presentazione amichevole. Bene, allora intanto vediamo cosa combina il nostro caro Bill Jacobi. Probabilmente dormi durante la conferenza. Ah, sono le 4 di pomeriggio, è andato a lezione, però fa bene a dormire il nostro caro amico. La protesta inizierà tra poco, quindi vediamo di stare molto ma molto attenti. Allora, sicuramente un bel sonnellino prima della nostra protesta può far appunto bene. Vediamo un po'. Ah, questo è appunto il nostro caro professore Wade Anthony, con il quale abbiamo stretto un'ottima amicizia e sicuramente ci salverà all'esame, o almeno lo spero. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto la nostra protesta mi sembra che inizierà alle 5, quindi attenzione, si alzano delle mani per fare domande. Come dire, sembriamo
sembriamo abbastanza interessati alla lezione. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Dormi durante la conferenza, prendi appunti. Mi sa che questa conferenza ha annoiato abbastanza il nostro caro amico, quindi mi sa che possiamo lasciare questa postazione e andare, come dire, fuori per vedere quello che sta accadendo. Ok, allora, vediamo un po'. Inizia una protesta. Finalmente ci dirigiamo pronti al nostro stand universitario per minacciare il nostro mostro di Loch Ness a non tornare più nel reame di sim della nostra cara università di The Sims. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, la nostra protesta sicuramente verrà iniziata da questa parte. Siamo un po' sporchi, abbiamo un po' qualche pulce addosso, qualche mosca appunto nei nostri pantaloni, però iniziamo la nostra fantastica protesta. Bill Jacoby sa che ogni piccola ingiustizia minaccia la giustizia per tutti, le proteste danno voce a chi non ce l'ha. Molto bene, sicuramente la nostra protesta, la nostra prima protesta potrebbe aiutarci con l'ingresso al nostro clan, al nostro gruppo dei ribelli. E date un'occhiata al cartellone nelle mani del nostro caro Sim, ovvero il mostro di Loch Ness proprio in tutto il suo splendore. Speriamo che si uniscano anche delle altre persone. Vediamo un po', mamma mia, proprio non era un'ottima giornata per la protesta, ma la prima ragazzona, eccola qui, che aiuta il nostro caro Sim contro il mostro di Loch Ness, mamma mia. Vediamo intanto cosa combina il nostro caro Russell Lance. Fermiamo un attimo il gioco perché sono dei momenti molto importanti. Ok, stiamo continuando la nostra presentazione, eccola qui, perfetto, stiamo parlando probabilmente con l'uomo invisibile davanti alla biblioteca, però ce la stiamo cavando abbastanza bene, stiamo ripassando per il nostro esame, magari prima di conoscere la nostra ragazza vedremo di continuare con la nostra, come dire, con il nostro studio della nostra criminologia. Perfetto, torniamo dal nostro Bill Jacoby, molto bene. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Mamma mia, una grande quantità di persone proprio con la voglia del cuore, come dire, ritrovatisi appunto nel centro universitario. Durante questa cara giornata autunnale c'è proprio una pioggia che non si riesce a vedere un accidente. Allora, vediamo come stanno le nostre, come dire, il nostro stato umorale. Ci ritroviamo, grande felicità, perfetto. Allora, siamo di buon umore, però essere inzuppati non è mai simpatico, tranne quando serve per evitare di bruciarsi. Comunque ci ritroviamo abbastanza bene, una grande quantità di persone stanno partecipando alla nostra protesta. Vediamo un po' addirittura col megafono, eccola qui Aurora Network, si ritrova con il megafono pronta a minacciare chiunque volesse uccidere il nostro caro mostro di Loch Ness. Ok, vediamo un po' quello che possiamo fare. Possiamo guidare addirittura un bel coro, vediamo se ce la possiamo fare. Vediamo un po', addirittura tiene un discorso appassionato, vero e proprio politico il nostro caro amico. Dovevo fargli scegliere la facoltà di comunicazione invece di tecnologia. Allora, eccolo qua, mamma mia, che fa? Pugilato il nostro caro amico? Mi sa che ha smesso di piovere però, e questo sicuramente è un fatto positivo. Allora, vediamo un po', ci sono 15 gradi, quindi dobbiamo stare abbastanza attenti per quanto riguarda ovviamente la sera, per non beccarci una bella influenza. Comunque la protesta sta andando abbastanza bene, abbiamo circa 10-12 persone che continuano a partecipare, abbiamo anche qui il nostro caro Hitman andato a male, addirittura uno smanettone a livello 10, mamma mia. Ok, ci è arrivata una piccola email dal nostro professore, ma non credo di continuare a seguirla. Vediamo invece cosa continua il nostro caro Russell Lance. Comprare un libro sulla scienza, vediamo, ma ancora che parla solo il nostro caro amico, mi sa che può bastare adesso, eh? Allora, la vita è più facile quando i gruppi condividono valori comuni. Sicuramente abbiamo guadagnato influenza come dire, per appartenere al nuovo gruppo sociale, ovvero il nostro caro e amato gruppo dei ribelli. Intanto studieremo sodo con il nostro caro Russell Lance, perfetto, sicuramente l'area della biblioteca ci aiuta, molto ma molto bene. Allora, vediamo un po', magari controlleremo le previsioni meteorologiche, sicuramente stringeremo con la nostra cara amica smanettona chiamata, vediamo un po' se la ritroviamo, eccola qui, Lizzie Mand, per ovviamente aumentare influenza sul nuovo gruppo sociale. Allora, vediamo un po', sicuramente abbiamo guadagnato anche il terzo tratto dei ribelli, perfetto. Eccoci qua, vediamo quello che sta succedendo, ancora la protesta è nel vivo della propria azione, molto bene, vediamo di continuare fino a che possiamo addirittura infastidire la nostra folla, perfetto. Ancora siamo inzuppati per 40 minuti, comunque arriva il giorno dell'esame, tra 13 ore dovremo direttamente arrivare al nostro patibolo, imbracciare una bella penna e dirigerci finalmente al nostro caro e amato obiettivo della nostra prima sessione. Allora, vediamo un po', ancora che si continua la protesta, è giovedì, sono circa le 7 di sera, vediamo di infastidire la folla, vediamo quello che succede. Mamma mia, ecco, proprio incidiamo la vera e propria folla davanti a noi. Mamma mia, non riesco a capire neanche cosa c'è scritto in questi cartelli. Sicuramente il nostro rendimento scolastico sarà come dire, sceso in una maniera unica, però con il nostro caro Russell Lance stiamo continuando, come dire, la nostra strada verso il successo. Tra qualche ora vedremo di impugnare la nostra cara penna e dirigerci verso ovviamente il nostro obiettivo fondamentale. Però sicuramente tanto studio fa male ovviamente, e quindi meglio riprenderci per quanto riguarda le nostre abilità fisiche. Perfetto, ritorniamo immediatamente al nostro dormitorio e vediamo di recuperare le forze per l'indomani, che sarà una giornata molto piena sia psicologicamente che fisicamente. Mangiamo un boccone, come per esempio vediamo un po' un bello yogurt proprio alle 8 di sera, potrebbe bastare, e ci dedichiamo interamente al nostro caro letto e al nostro caro e amato cuscino. Quindi vediamo di dirigerci immediatamente alla nostra
nostra residenza principale. Studio studioso, le lunghe ore di studio sui libri hanno affilato la mente di Russell come un rasoio, più tardi ci faremo anche la barba, molto bene. Allora, vediamo un po', intanto Bill Jacoby ancora continua con la sua protesta, ancora stiamo trasportando un cartello con paletto, mamma mia, sicuramente siamo molto carichi perché abbiamo dormito praticamente tutto il giorno, però potrebbe essere anche un'ottima opportunità per conoscere qualcuno. Allora, questa ragazza sembra abbastanza interessante, vediamo un po', Aurora Nowak, prima parlava addirittura con il suo... Infatti, addirittura ha tanto in comune con il nostro sim, magari possiamo iniziare a parlare di qualcosa di interessante. Allora, vediamo di iniziare con vera calma, senza fare niente di impulso, abbiamo addirittura una compagnia attraente, quindi vediamo di dirigerci in maniera adeguata verso il nostro bersaglio. Allora, sicuramente il fisico di Schwarzenegger ci può aiutare, quindi vediamo di andare un pochino più rapidi, sicuramente la nostra amica è molto concentrata per portare avanti le sue idee, vediamo un po' di andare direttamente da lei quando terminerà la nostra protesta. Allora, comprare un oggetto corte del ferro di cavallo potrebbe essere un ottimo oggetto, vediamo un po', significa che ti serve, il tuo sim vuole possedere un oggetto nuovo, ma adesso vedremo. Intanto la protesta, vediamo cosa dice, è stato un enorme successo, bene, sicuramente siamo riusciti a fare quello che volevamo, abbiamo guadagnato il tratto protesta vittoriosa, 20 di umore perché Bill si sente benissimo per aver fatto la differenza con una protesta, ce ne vuole decisamente un'altra. Bene, addirittura tutti stanno festeggiando con palloncini, ovviamente coriandoli al nostro caro Bill Jacoby che sta acclamando anche i suoi cari amici, molto bene. Allora però ovviamente dobbiamo ottenere anche il nostro premio, la nostra ricompensa, la nostra cara Aurora Nowak, addirittura sta partendo probabilmente un'altra protesta con che è una specie di Yeti, questo che hanno stampato appunto nei cartelli, maledizione, vediamo quello che possiamo fare, questo dannato telefono, vediamo chi è che rompe le scatole, vediamo un po', diamo un'occhiata. Ashley Corona vuole sapere se Bill si recherebbe a un appuntamento elegante. Non so neanche chi sia, però magari ci possiamo dedicare a questo appuntamento. Vediamo quello che possiamo fare. Ashley, vediamo un po', deve essere da queste parti, vediamo se riusciamo a trovarla. Ashley Corona, non è neanche tanto male, perfetto, siamo stati invitati e baciati dalla fortuna. Perfetto, vediamo di dedicarci al nostro nuovo appuntamento, anche se l'indomani, come dire, c'è un esame di tutto rispetto che comporterà ovviamente il nostro accesso al secondo anno ovviamente della nostra università. Per quanto riguarda i crediti che abbiamo ottenuto all'interno di quest'anno, ovvero i nostri punteggi, dovremmo vivere anche una terza sessione. Vi ricordo che all'inizio della nostra avventura abbiamo scelto le prime 2 sessioni di studio e sicuramente ne dovremo fare una terza per essere promossi. Ma vedremo come finirà per il nostro caro Bill Jacoby che continua, come dire, a spassarsela qui alla fantastica Università di The Sims 3, Economia e Tecnologia. Vediamo di dirigerci a questo fantastico appuntamento, mentre il nostro caro Russell Lenz continua a mangiare il suo caro e amato yogurt e sicuramente andrà a letto, mentre la nostra notte è ancora giovane per il nostro caro Bill Jacoby. Vediamo di trovare la nostra cara amica, sicuramente sarà al parcheggio, vediamo un po', intanto ci comincia a sentire un senso di freddo, l'aria è frizzante, ovviamente 9 gradi con le maniche corte si sentono molto bene. Maledizione, ma dove si ritrova questa dannata? Vediamo un po', stiamo andando in capo al mondo proprio correndo come degli atleti da pista, vediamo se riusciamo a ritrovarla. Questo cos'è? Ah, è lo stadio, bene, vediamo se possiamo incontrare la nostra cara amica, vediamo un po', ma attenzione, ottenere un nuovo titolo di influenza aumentando ovviamente l'abilità sui ribelli. Perfetto, innanzitutto vediamo di eliminare il nostro, come dire, il nuovo bonus sugli sportivi, ok? Vediamo se possiamo trovare la nostra cara amica, deve essere qui, ah, eccola che ci aspetta, perfetto, non è vestita neanche tanto formale, quindi possiamo affrontarla anche con questi pantaloni da militare e con la nostra cara giacchettina. Allora, vediamo se possiamo intraprendere una bella discussione e magari legare una bella amicizia. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare, vediamo un po', attenzione che già incominciamo male, vediamo di adulare la nostra cara amica e magari iniziare a chiacchierare in maniera tranquilla, vediamo di fare qualcosa, per esempio chiedi al sim di sostenere un esame, addirittura può essere fatta una cosa del genere, però prima vediamo di essere, come dire, un po' più amici con la nostra cara amica, per esempio lodandola o addirittura, vediamo un po', esprimi bisogno di esercizio fisico, è qualche giorno che non ci dedichiamo al nostro caro Schwarzenegger, quindi vediamo di stare un po' più calmi. Il nostro amico deve proprio andare in bagno, attenzione, dobbiamo tornare un attimino dall'altra parte perché stiamo per svuotare la nostra fontanella, attenzione, dov'è? Alzati amico mio, è a letto, maledizione, ma non sente proprio che se la sta facendo addosso. Vediamo di trovare un bagno da qualche parte, maledizione, eccolo l'urinatoio, andiamo a tutta manetta che ci restiamo secchi, sbrigati, guardate con quelle, ecco, perfetto, si è dovuto addirittura cambiare, perfetto, attenzione a non cadere dalle scale, attenzione, qua hanno vomitato ieri sera, quindi stai attento, oh, addirittura guardate la sua faccia un pochino a disagio, eccolo qui, oh, perfetto, adesso ritorna a letto dopo esserti fatto una bella doccia e continua a dormire appunto per il nostro esame. Ok, allora, vediamo un po', ancora continuiamo a parlare, vediamo di stare un attimo più attenti. Allora, vediamo di impostare qualche, come dire, qualche interazione. Vediamo di fare una bella faccia buffa, facciamola un po' ridere alla nostra cara amica e magari come dire,
mostrare anche un bel filmato buffo e magari come dire, inizieremo a feltare con la nostra cara amica. Perfetto, magari in seguito chiederemo se è single e il suo segno zodiacale per iniziare la nostra conversazione romantica. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Guardare un film potrebbe essere anche un'ottima opportunità con la nostra amica, magari la inviteremo più tardi. Perfetto. Allora, vediamo un po', innanzitutto vediamo di aumentare un attimo la nostra velocità, sta andando abbastanza bene. Ashley pensa che Bill sia ok, molto bene. Allora, Bill Jacobi è un aspirante nel gruppo sociale degli sportivi, sicuramente questo potrà aiutarci, visto che stiamo socializzando con una sportiva. Bene, allora non ha nessun partner e questo potrebbe essere ovviamente un fattore a nostro vantaggio. Vediamo di continuare su questa strada. Attenzione, il dannato telefono proprio adesso. Vediamo di tentare di abbordare la nostra cara amica, visto che c'è una sorta di amicizia molto acuta. Ok, vediamo un po', attenzione, forse ci riusciamo. Olè, il primo successo per il nostro caro amico con la sua bella rosa appunto in testa. Vediamo di complementare la sua personalità e anche il suo aspetto. Perfetto, durante la festa abbiamo sentito la tua mancanza. Dannazione, forse ci siamo giocati l'esame perché il nostro professore ha sentito la nostra mancanza, maledizione. Comunque, come dire, esiste una compatibilità zodiacale per quanto riguarda il nostro segno, quindi potrebbe essere un ottimo, come dire, un'ottima strada da seguire. Vediamo di abbracciare intanto amorevolmente la nostra amica. Eccola che accetta, perfetto. Attenzione che abbiamo raggiunto anche la soglia di una nuova amicizia e sicuramente saremo al settimo cielo per questa nuova, come dire, amicizia. Raccontiamo una bella barzelletta e magari dopo proviamo, come dire, dopo un bel massaggio, il bacio appunto iniziale, come dire, il primo bacio per la nostra cara amica. Allora, stringere una buona amicizia con Ashley potrebbe essere il desiderio sostituto all'allenamento per potenza, perfetto. Esercitarsi nell'acclamazione scolastica, questo non ci interessa, però riscaldarsi è sicuramente una cosa molto importante, visto che, come dire, ci sono 5 gradi e siamo ancora con maniche corte e pantaloncini. Diventeremo dei ghiaccioli quando torneremo a casa. Intanto il nostro caro Russell Lance sta dormendo, è praticamente nel sonno migliore e sicuramente ci alzeremo un po', come dire, attenzione, attenzione, il primo bacio, eccolo! Siamo stati accettati finalmente dalla nostra cara amica, siamo molto ammaliati, quindi vediamo di continuare su questa strada, molto bene, e magari dopo aver sussurrato qualche parolina nell'orecchio potremmo proporre di fare coppia fissa e quindi ottenere la prima relazione della nostra avventura qui all'Università di Tecnologia ed Economia. Allora, abbiamo dato finalmente il nostro primo bacio, potremmo condividere il nostro ricordo, ma sicuramente vedremo di andare avanti, perfetto. Ok, molto bene, potrebbe essere davvero un'ottima opportunità perché siamo riusciti ad avere, come dire, il bacio della nostra cara amica, magari continueremo, attenzione, oh, ho sbagliato tasto, eccolo qua, magari potrebbe essere un'ottima opportunità andare a un bel appuntamento con la nostra cara amica, magari, come dire, al nostro cinema preferito. Però baciamo la nostra amica per dire arrivederci perché adesso si è fatto davvero tardi, maledizione, sono circa le 3 del mattino, quindi è meglio fare almeno una buona dormita per, come dire, ritornare a casa.